Leggere i dati con piglio scientifico e matematico per avere una visione realistica dell'andamento dell'epidemia. L'algoritmo regionale del Veneto cerca di fotografare la situazione attuale. Abbiamo visto che sì, abbiamo individuato, come si diceva, fra i 15 e i 20 la possibilità di raggiungere, 15-20 di novembre naturalmente, il punto massimo di contagi. Questo significa che fino alla fine di novembre ci attendiamo comunque una crescita di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. Come abbiamo già avuto modo di dire, ma viene confermato quotidianamente, il rapporto fra, o meglio, il numero di posti letto occupati in terapia intensiva rispetto a marzo è più basso, mentre invece quello di posti letto occupati in terapia non intensiva è più alto. Diciamo che allo stato attuale, per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, siamo più o meno al picco massimo, un po' meno del picco massimo che abbiamo raggiunto a marzo. Quindi se i dati sono ancora per i prossimi giorni in crescita, possiamo dire che prevediamo con questa ondata di avere un numero di ricoveri in ospedale più alto rispetto a quello che abbiamo visto nel giorno peggiore, quindi alla fine di marzo, nel giorno peggiore della prima ondata. Sempre critica la situazione nelle case di riposo, anche se fortunatamente il tasso di mortalità è sceso. Molti positivi, ma molti sono asintomatici. Alcune aziende stanno già andando in soccorso, prestando ove possibile, però sono messe male anche le aziende, operatori, ossia OS e infermieri, però non sono messi benissimo. Stanno chiedendo anche ai privati, alle strutture ospedaliere private, come abbiamo chiesto a marzo ed aprile, visto che voi sapete sono rientrati nella sospensione delle attività anche loro all'interno delle strutture ospedaliere private convenzionate, anche a loro stiamo chiedendo se è possibile, di far girare un po' di personale all'interno delle strutture extraospedaliere, e abbiamo anche coinvolto la cooperazione sociale, quindi sia Fede Solidarietà che Lega Coop, per capire se fanno indagini di mercato veloci, come abbiamo fatto sempre nel periodo nella prima fase, per cercare di avere personale da inviare all'interno delle strutture. Stamattina con i direttori generali ci siamo raccomandati sullo screening puntuale, ossia gli 8 giorni per gli operatori, perché questo permette di far sì che manteniamo più pulite, ma soprattutto manteniamo più attivi più operatori possibili, se riusciamo a intercettarli prima. Voi sapete che noi forniamo le strutture di tamponi rapidi e poi le strutture al proprio interno fanno i tamponi. Per gli operatori, quindi per i 30.000 operatori, ogni 8 giorni, come per gli operatori del sistema sanitario, terapie intensive, malattie infettive e pronto soccorso, per gli ospiti ogni 20 giorni. Stiamo predisponendo un altro invio diretto alle strutture tramite Azienda Zero, l'abbiamo fatto 15 giorni fa con mascherine FP2, in cui sono arrivate un tot di mascherine per ogni posto letto in tutte le strutture, e stiamo predisponendo un invio di mascherine chirurgiche e anche di altri DPI tipo camici eccetera. Questa volta, almeno questo mi dicono, anche i clinici nostri che stanno entrando nelle case di riposo, che ci sono molti, cioè nel senso ci sono nuclei in cui arrivano anche ad avere 50 positivi, quindi tanti, 50-60, ma molti sono asintomatici, quindi riescono benissimo a rimanere, a essere assistiti. Nel protocollo di ieri sulle cure domiciliari abbiamo previsto l'ossigenoterapia anche per all'interno delle case di riposo, quindi cerchiamo di avere appunto questi doppi filoni.